Buongiorno e bentrovati con questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Apriamo con la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nell'ospedale di Udine per fare il punto della situazione Covid e l'aumento dei casi e che fanno parlare di quarta ondata. Sentiamo il direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Denis Caporale. Sarò anche abbastanza diretto e chiaro, forse la gente non ha ben capito che naturalmente se dobbiamo occuparci dei casi Covid non possiamo mantenere tutte le attività sulle restanti patologie o naturalmente sulle restanti funzioni che il nostro presidio sia a livello territoriale che naturalmente sia a livello ospedaliero devono essere garantite ai cittadini. E quindi questa deve essere anche una giornata di sensibilizzazione rispetto alle vaccinazioni. Noi abbiamo visto un leggero aumento rispetto alle prenotazioni e soprattutto anche rispetto alle prenotazioni delle terze dosi, ma questo ancora non basta, assessore. Noi abbiamo bisogno naturalmente che la gente capisca qual è l'importanza della vaccinazione e l'importanza che noi abbiamo visto sul campo e soprattutto i professionisti hanno visto sul campo, nel senso che i numeri dopo le vaccinazioni sono diminuiti, come poi vedete dai grafici che presenteremo, però ancora questo non basta, quindi la vaccinazione è l'unico strumento, quindi sarò ancora più diretto a coloro che gridano in piazza non molleremo mai, forse la battaglia non si vince gridando in piazza, forse la battaglia si vince contro il virus solamente vaccinandosi. Quindi i cori da stadio si sentono, i cori da stadio si fanno allo stadio, si incita a vincere la battaglia, si incita a vincere la squadra del cuore sicuramente, ma io mi ricordo questa canzone non molleremo mai, tantissimi anni fa quando ero allo stadio, forse non molleremo mai, dobbiamo dirlo in maniera diversa vaccinandoci, quindi questo è l'unico messaggio che volevo che passasse in questa seduta. Sicuramente i dati che presenteremo sono rappresentativi di una situazione che al momento inizia veramente a preoccupare nuovamente il sistema, non dico con i numeri dei mesi precedenti, però se la proiezione è questa naturalmente il sistema dovrà convertire naturalmente tantissime attività e ci troverà in difficoltà. Qui in questa prima diapositiva vengono indicati quanti sono stati i tamponi positivi in questo periodo, 4.140, che equivalgono a 2.605 persone risultate positive. Come ha detto il direttore, queste 2.605 persone sono state contattate telefonicamente, ognuna delle quali è stata fatta tutta una serie, un'intervista telefonica, per cui qui noi ci basiamo su quanto dichiara la persona e credetemi che chi fa contact tracing spesso ci riferisce di un atteggiamento omertoso. Un aneddoto: ci siamo anche trovati di fronte a una mamma positiva che ha dichiarato che era da 3 giorni che non aveva contatto con la sua bimba di 3 anni che viveva nello stesso nucleo familiare, per cui anch'io mi unisco a quell'appello che ha fatto poc'anzi il direttore per chiedere alla popolazione che sia il più sincera possibile per quanto riguarda i contatti che ha avuto i giorni precedenti alla comparsa dei sintomi e al riscontro della positività del tampone. L'età che va dai positivi, abbiamo avuto un caso di una neonata 2 mesi, comunque l'età media è 47 anni di età. Abbiamo qualche dato, ma non voglio portare via il lavoro ai miei colleghi ospedalieri sui ricoveri. In questo periodo sono state ricoverate 140 persone, 36 in terapia intensiva. E questi sono, credo che siano dati che poi potrà fornire sempre la direzione sanitaria, le persone che in questo periodo sono risultate positive e decedute. Anticipo subito rispetto ai contagi derivanti anche dai cortei, un numero, in questo caso l'assessore
indicativo, perché sappiamo benissimo che naturalmente al momento dell'intervista non tutti quanti dichiarano di essere stati al corteo, però sono numeri magari che non sono così importanti, grandi, ma sicuramente hanno inciso anche questi sulla pandemia. Quindi il contagio è sicuramente la forma di diffusione del virus. Il contagio naturalmente è quello che naturalmente il veicolo del virus, quello che l'azienda sanitaria, in particolar modo il Dipartimento di Prevenzione, sta facendo un lavoro immane, posso assicurarvi, immane da tantissimi mesi, è quello di cercare di ricostruire i contagi e quindi il percorso del contagio tramite il contact tracing. Ai cittadini chiediamo di essere veramente sinceri nelle dichiarazioni che rilasciano rispetto alla possibilità dei contatti con casi, perché solamente naturalmente con la ricostruzione di questi potremo ricostruire, naturalmente tracciare tutti quanti i contatti delle persone, quindi andare ad intercettare quelli che sono stati naturalmente il possibile caso positivo e quindi la possibile diffusione del virus. Ecco, questo è un lavoro che riusciamo a fare, lo dico, fino a un determinato numero di casi. Poi il contact tracing diventa difficilissimo e diventa anche un lavoro che le nostre risorse in questo momento non riescono a gestire. Quindi voi vedete che noi stiamo arrivando a una gestione di casi di circa un centinaio al giorno, e questo diventa più di 100 al giorno, e questo diventa un lavoro immane per il Dipartimento di Prevenzione, perché dietro 100 casi naturalmente ci sono tutte quante le persone che sono state contattate, e quindi da qui un lavoro di ore per ogni caso, che naturalmente impegna persone che potrebbero essere naturalmente utilizzate anche su altri servizi, così come sulle vaccinazioni. Sentiamo adesso il direttore della Clinica delle Malattie Infettive ASUFC, Carlo Tascini, che invita nuovamente coloro che non si sono ancora vaccinati a farlo senza avere paure e timori. Quello che mi sento di dire è questo. Nell'ultimo periodo noi abbiamo una percentuale di non vaccinati del 60%, perché teniamo i malati non critici noi, e spesso i malati vaccinati che si ricoverano hanno altre patologie, quindi è difficile vedere una patologia Covid in un vaccinato. Se la vediamo sopra gli 80 anni. Anche i dati dell'Istituto Superiore di Sanità ci dicono che alcuni vaccinati sono deceduti, l'età media 85 anni, in media hanno 5 comorbidità, quindi sono persone molto fragili, ed è per questo che c'è tutta una politica per la terza dose per proteggere questi pazienti. Il vaccino è uno strumento perfettibile, ma è l'unico che abbiamo. Noi dobbiamo considerare che il vaccino della poliomielite, che non blocca l'infezione, ha fermato la poliomielite come malattia. Se voi andate in Africa trovate le persone handicappate per strada. Io ho un familiare che tutta la vita è stato claudicante per una poliomielite presa a 13 anni, e il vaccino per la poliomielite, per quale Sabin non l'aveva brevettato e l'ha donato all'umanità, non blocca l'infezione. Quindi questo è l'argomento. Noi non abbiamo un vaccino che non blocca l'infezione, ma blocca la malattia. Come ha detto il dottor Lattuale, i numeri sono eclatanti. L'altra cosa, io invece penso che bisogna discutere anche con coloro che hanno dei dubbi, perché in ambito sanitario non può esistere, come in ambito scientifico generalmente, non può esistere una par condicio, cioè io non parlo di fisica quantistica con Zichichi, no? Cioè, è questa il vero problema. Quindi va parlato e va spiegato. Molti dei coloro che non si sono vaccinati ad oggi sono spaventati. Ecco, sono spaventati da una cattiva informazione sugli eventi avversi. Se noi vediamo, poi concludo, i dati israeliani, su 500.000 vaccinati confrontati con 500.000 infetti,
gli eventi avversi all'infezione sono maggiori di quelli dovuti al vaccino, sia per l'embolia polmonare, per la trombosi, per l'infarto, per l'ictus, per tutto. Quindi paradossalmente se noi ci vacciniamo riduciamo il rischio di queste malattie, almeno con il vaccino RNA messaggero. Capire questo per molte persone è illuminante, perché è tutta questione di percezione del rischio. Se uno parla con un medico che ha visto i morti dell'anno scorso, noi percepiamo il rischio del Covid. Io la terza vaccinazione l'ho già fatta. Se parliamo con un medico che non ha mai visto un paziente Covid, respirare contro pressione dentro il casco eccetera, oppure stare molto male, certo quello non lo percepisce il rischio di questa malattia. Quindi io direi che va fatta una informazione giusta, scientifica, con tutti i limiti della conoscenza scientifica che è fatta dall'uomo e che è in divenire per una patologia che è nuova, e quindi deve essere detto chiaramente quali sono i punti forti e i punti deboli. C'è più fiducia su quello che ti dice il vicino, su quello che ti dice magari il medico, cioè questo è paradossale e dimostra che insomma c'è una delegittimazione del mondo scientifico che non è giustificata, ecco. Non è giustificata nemmeno dall'informazione che è stata data finora e sul quale bisogna fare una riflessione, secondo me. La nostra Isabella Gregorato ha sentito anche il vice governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Sentiamo. Alla conferenza stampa che si è tenuta all'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale si è fatto il quadro della situazione per quanto riguarda contagi, vaccinazioni e anche la situazione all'interno degli stessi ospedali. Sono state evidenziate delle problematiche. Se dovesse essere incrementato il numero delle persone contagiate, dovrebbero essere prese ulteriori misure per quanto riguarda il contenimento e anche la riduzione di determinati servizi per fare spazio ai servizi Covid. Noi parliamo con il vice governatore Riccardo Riccardi, intervenuto appunto a questa conferenza stampa. Ecco, l'idea che si è fatta di questo quadro, lei continua a puntare sul fatto della terza dose e dei vaccini, anche bisogna individuare quelli che non si sono vaccinati. L'efficacia del vaccino mi sembra chiaro, anche con l'ultimo rapporto delle cause avverse da parte di AIFA, quindi è strettamente in linea con l'assunzione di qualsiasi altro farmaco. E guardate, l'indicatore più importante che noi dobbiamo guardare in questa fase è il rapporto tra l'andamento del contagio e la domanda ospedaliera. Vediamo che ha un margine completamente diverso rispetto al momento in cui il vaccino non c'era. Quindi il vaccino è la risposta, dobbiamo lavorare perché le terze dosi a partire dai sanitari e delle persone ospitate nelle nostre strutture residenziali venga fatto e poi possa essere esteso a tutta la popolazione. Quindi, e poi dobbiamo cercare di evitare delle cose delle quali fare volentieri a meno, a partire dai cortei che sono quella tempesta perfetta che mettono insieme assembramenti, persone vicine, non vaccinate, senza mascherine, che urlano, cioè tutto quello che non si dovrebbe fare, e gli effetti cominciamo a vederli in maniera importante, quelli che sono dichiarati e quelli che invece hanno un comportamento omertoso perché non vengono dichiarati ma sono evidenti nei numeri, che hanno una sorta di dato ignoto sull'origine del contagio. Questo, i nostri sistemi di tracciamento ce lo stanno dando e questo non ci aiuta a contenere la pandemia. Senta, per quanto riguarda i provvedimenti che sono stati assunti in Austria, è chiaro che la Regione non può decidere magari in questo senso, però qual è il suo pensiero? Il mio pensiero è molto chiaro, non è una novità di oggi. Io penso che nessuno di noi abbia scelto con grande entusiasmo di vaccinarsi, però se l'abbiamo fatto per una responsabilità sociale. La responsabilità sociale significa sicuramente una condizione di sicurezza delle persone, di noi e di tutti quelli che stanno intorno a noi e che possiamo incontrare. Significa una risposta anche al sistema, perché il sistema ha a che fare l'attività economica, il lavoro, il comportamento, le abitudini delle persone. Ecco, io vorrei ricordare che siamo stati chiusi dentro in casa per mesi. Ecco, io penso che
Fortunatamente grazie al vaccino non si arriverà lì, ma più riusciremo a vaccinare, più avremo anche la distinzione a questo punto tra gli spazi delle persone che decidono di vaccinarsi e quelle che non decidono di vaccinarsi, al netto delle persone che non possono vaccinarsi perché non possono. E quindi bene hanno fatto in Austria tenendo a casa chi non è vaccinato, non facendolo accedere in certe zone, togliendo possibilità. Sicuramente l'Austria ha una condizione diversa dall'Italia, perché l'Italia, adesso possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma l'Italia ha dimostrato di essere uno dei paesi con i quali il governo della pandemia è stato molto solido, tant'è vero noi presentiamo delle condizioni che sono diverse, noi, la Spagna, il Portogallo, siamo i 3 paesi che oggi presentano una condizione diversa, quindi probabilmente una misura di questo genere non so se il governo deciderà di assumerla, però vogliamo riconoscere che chi si è vaccinato ha fatto un atto di responsabilità sociale, chi non lo ha fatto ma poteva farlo si è comportato in maniera diversa? Quindi lei sarebbe favorevole eventualmente per andare verso questa direzione? Io penso che le persone che hanno scelto di vaccinarsi rispetto a quelle che hanno scelto di non farlo e se ne vanno in giro anche in modo violento a fare le cose che abbiamo visto, io penso che quelle siano persone diverse. E quindi le persone diverse devono avere anche un principio di governo che tenga conto complessivamente dell'interesse generale. E oggi l'interesse generale è quello di curare le persone e di evitare che questo contagio prosegua come sta proseguendo. Ecco, un'ultima cosa, sono uscite le linee guida per quanto riguarda i comportamenti nelle scuole, ossia quanto devono rimanere a casa, in quarantena, e sono diversificati a seconda del numero dei bambini contagiati o degli alunni contagiati in aula. Ecco, vogliamo avere qualche anticipazione? Possiamo averla o un suo pensiero anche su questo? Non c'è nessuna anticipazione perché il provvedimento è chiaro, sono le misure di quarantena con il numero dei bambini. Queste sono misure di sicurezza, di sorveglianza sanitaria in un contesto che è quello che viviamo. Se noi avessimo una vaccinazione molto più alta, una circolazione del virus molto più inferiore a causa di una serie di cose che ci siamo detti per tutta la mattinata, probabilmente misure così stringenti non ci sarebbe bisogno di averle. Però è evidente che quando tu devi contenere una epidemia devi assumere delle decisioni che possono anche essere considerate spiacevoli, però il governo delle cose è fatto di decisioni. E noi in 24 mesi, circa 24 mesi, stiamo avvicinando ai 2 anni. Noi di decisioni che avremmo voluto fare a meno di prendere ne abbiamo prese tante, perché chi governa deve avere la responsabilità anche di capire qual è l'interesse generale e a un certo punto decidere, perché se tu non decidi poi le cose ti scappano di mano. Bene, ringraziamo il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. E qui dall'azienda sanitaria universitaria ospedaliera di Udine è tutto, restituisco la linea a voi studio. Grazie Isabella, ci lasciamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria, ci ritroviamo poi per la seconda parte di A voi la linea. Bentornati, eccoci nuovamente assieme. Un'inaugurazione in grande stile per il ritorno dopo il restauro di uno degli organi del Duomo di Udine e della console moderna in presbiterio. C'è stato infatti un concerto firmato dagli organisti Beppino delle Vedove e Alberto Pez e l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani diretta dal maestro Alessio Venier. Sentiamo. Sono con Beppino delle Vedove, il direttore artistico e tra l'altro uno dei protagonisti di quella che è una rassegna importante d'organo. E che organo, tra l'altro di recente restauro delle Vedove? Abbiamo iniziato domenica scorsa con un concerto per organo e orchestra, il 19° ciclo autunnale di concerti d'organo, il cui primo concerto appunto prevedeva l'inaugurazione del fine restauro dell'organo in cornu Evangelii. Come secondo appuntamento avremo un concerto per cornetto e organo il 14 novembre interamente dedicato all'organo Nacchini,
Come cornettista avremo Shervin e come organista il trevigiano Gianpietro Rosato, docente anche presso il Conservatorio qui di Udine. Chiuderà la rassegna un'organista austriaca, Ines Schuttengruber. Senta, qui nel Duomo oggi si esibisce lei, ci sono gli organi e c'è anche? C'è anche l'orchestra dei Filarmonici Friulani, un'ottima orchestra diretta dal maestro Alessio Venier, e secondo me, senza togliere nulla a nessuno, è fra i più promettenti direttori d'orchestra d'Italia. Un evento che si inserisce in una pandemia che purtroppo non ci ha ancora abbandonato, ma rispetto all'anno scorso forse siamo leggermente più liberi. Certo, anche questi concerti, con questi concerti speriamo di rilanciare il nostro festival e diciamo così, l'attività musicale di Udine e del Friuli. Alessio Venier è il direttore artistico dei Filarmonici Friulani. Una grande emozione, ci siete voi oggi in Duomo per dire che si può riprendere, perché quello è un organo appena restaurato. Sì, infatti per noi è un grandissimo onore poter partecipare a questa splendida inaugurazione appunto di uno strumento preziosissimo per il comune di Udine, e ci fa doppiamente piacere poter collaborare anche con una realtà del territorio come l'Accademia Organistica Udinese, che è sempre stata molto attenta anche nella valorizzazione, diciamo, della imprenditorialità e della cultura nell'ambito giovanile. Infatti noi siamo, diciamo, sostanzialmente l'unica entità interamente gestita e curata da Under 35. È una cosa che ci riempie di moltissimo orgoglio poter partecipare a queste occasioni, anche per il fatto che appunto siamo in un periodo in cui piano piano stiamo ripartendo con le attività culturali anche in presenza, senza molte delle limitazioni che ci hanno penalizzato moltissimo ovviamente nell'ultimo anno e mezzo, e quindi speriamo che sia, insomma, per tutti uno splendido pomeriggio. Delle Vedove visto che sei abbastanza, mi permetto di darti del tu, tra i più promettenti, ma per deliziare le persone che sono qui in Duomo, che repertorio avete scelto? Allora, abbiamo scelto un repertorio abbastanza particolare, molto poco eseguito, cioè concerti per organo, organo solista e orchestra composta da sezioni molto particolari, per cui al di là della sezione degli archi che è sempre presente, abbiamo in un concerto i timpani, quindi percussioni e 4 corni, e in un altro concerto sempre i timpani e 3 trombe acute. Sono delle cose, diciamo, che valorizzano sia lo strumento che abbiamo a disposizione, perché ricordiamo che ogni organo è un'individualità a sé, ovviamente dipende dall'artigiano che l'ha creato, e sia sicuramente rendono anche giustizia all'acustica di questo Duomo, in cui le sonorità appunto degli ottoni sicuramente hanno la maggior resa possibile. Si inizia come? Adesso inizieremo con il concerto di Bossi con l'orchestra, però prima ci sarà una parte ad organi soli e sarà, secondo me, veramente spettacolare da sentire, perché verranno suonati entrambi gli strumenti, quello di destra e quello di sinistra della cattedrale, da 2 organisti contemporaneamente, e eseguiranno dei brani scritti apposta per 2 strumenti, per 2 organi, che è sostanzialmente il primo esempio di stereofonia, che ovviamente non si poteva fare con ausilio dell'elettronica, ma con un doppio strumento che suona da destra e da sinistra. Erano i primi esperimenti, insomma, che facevano nel 5-600. E anche per oggi è tutto, a voi la linea termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.